Buonasera, buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle Sibille. Ormai questa è la frase di apertura da un bel numero di anni, ritengo, se non ricordo male, di aver cominciato le dirette nel 2017, comunque ormai è un po' di tempo. E a proposito, sono lieta di festeggiare quota 5.000 iscritti del mio canale YouTube, sono molto contenta quindi di questa bella novità e di questo bel traguardo che è stato raggiunto ed è stimolo per continuare a raggiungerne sempre degli altri. Ragazzi, ovviamente vi aspetto in questa diretta per poter rispondere a una vostra domanda in modo gratuito. Vi dico già quello di cui ho bisogno, lo dico sempre perché comunque ogni volta c'è anche un ricambio, arrivano anche persone che non sanno o non conoscono la modalità di porre la domanda e quello che mi aspetto durante questa diretta, quindi lo ripeto sistematicamente. Vi chiedo sempre di mettermi il vostro nome di battesimo, la vostra data di nascita, di scegliere l'argomento, quindi qual è il tipo di domanda, di curiosità che avete, però che non sia generico, questo è importante. Ho bisogno che facciate una domanda mirata, molto precisa, e se quindi su un argomento specifico. Per esempio, se volete sapere che sviluppi ci sono sul vostro posto di lavoro, se vi viene riconfermato il contratto, se superate il concorso, eccetera, scrivetelo. Non chiedetemi dimmi il mio lavoro in generale, questo non va bene, è una domanda troppo generica. Quindi vi chiedo di entrare nello specifico della domanda. Se la vostra domanda, quindi io ho fatto solo un esempio lavorativo o di studi, in realtà le domande sono aperte, nel senso qualunque domanda desiderate porre alle Sibille, le Sibille risponderanno, tutto sta nel saperla interpretare, quindi fate pure la vostra domanda. Se però la domanda riguarda il rapporto, la relazione con un'altra persona, è importante che mi mettiate anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. Vedo che ci sono persone che salutano, buonasera a tutti, mi fa piacere insomma di essere in compagnia, di non aver iniziato un monologo io e me e Irene, come il film famoso di qualche anno fa. Allora, bene, spero che sia chiaro, quindi questo è uno spazio, come io definisco sempre democratico, è alla portata di tutti, quindi tutti possono e hanno diritto di avere una risposta gratuita, quantomeno per una volta nella vita, una risposta gratuita dalle mie Sibille. Quindi se siete nuovi, avanti, fatevi coraggio e scrivete il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda formulata in modo mirato, in modo chiaro, e se, ripeto, la domanda riguarda anche il rapporto con un'altra persona, anche nome e data di nascita dell'altra persona. Questi sono i requisiti che chiedo. Bene, nel frattempo che arrivano un po' di domande, vi ricordo che per quanto riguarda la radionica, la radiestesia, ma anche altri approfondimenti di cui ci occupiamo, il Marietto Veneziano e la sottoscritta, trovate veramente moltissimo materiale sul nostro canale YouTube. Quindi il mio, non so se vi siete collegati da YouTube, perché in questo momento sto trasmettendo in diretta da 3 canali, il canale YouTube del Marietto Veneziano, il mio canale YouTube e dalla mia pagina Facebook. Quindi sappiate che trovate sul sito www.ilcapitano.altervista.org numerose dispense da scaricare gratuitamente con informazioni e spiegazioni di utilizzo dei circuiti. Ci sono anche dispense più mirate invece alla crescita personale, alla meditazione, alla cabala, quindi se questi sono argomenti di vostro interesse, ma anche se non lo sono, chissà mai, magari oggi no, in futuro potrebbe anche essere, quindi scaricatevi il materiale e quando vi scatterà quella scintilla magari lo avrete già a disposizione, non è detto. Noi confidiamo che internet ci sia sempre, ma non è detto che duri per sempre, quindi approfittate finché trovate il materiale gratuito. Stessa cosa sui nostri canali YouTube, sia il canale YouTube del Marietto Veneziano, sia il mio canale YouTube, sono ricchi di video informativi, di condivisioni, di spiegazioni, di approfondimenti, di tematiche ovviamente esoteriche, quindi andate,
è tutto lì a disposizione. Ovviamente se vi collegate da un cellulare sarà difficile risalire ai video più vecchi, per questo li abbiamo raccolti in playlist, quindi nelle nostre home di YouTube andate nella sezione playlist e valutate tutti gli argomenti e i video che sono contenuti all'interno. Una cosa importante è che il materiale che scaricate dal sito www.ilcapitano.altervista.org, come ho detto, è raccolto in dispensa e ci sono già alcune spiegazioni di utilizzo dei circuiti radionici, ma nei nostri canali YouTube trovate anche i video di spiegazione delle raccolte che trovate sul sito, quindi potrete iniziare tutto un percorso di studi andando di pari passo con le dispense e i video. Tra l'altro, sempre nelle sezioni radionica e radiestesia abbiamo spiegato, sia il Marietto che io, ognuno con la propria metodica, come usare il pendolo, come avvicinarsi alla radiestesia, quali sono i principi basi di radionica, radiestesia, sia interattiva, quindi io la chiamo così perché diventa una modalità dell'uso del pendolo operativo per intervenire sulle frequenze, sia la modalità di lettura, quindi la sua componente più femminile. Bene, detto questo, ovviamente sul nostro sito trovate anche la sezione shop e potrete vedere quali sono i servizi che potrete ottenere da noi. Quindi questo adesso l'ho detto, dovrebbe essere chiaro. Direi di rispondere alle domande perché vedo che ce ne sono. Scusate, ma tra la luce contraria o l'anello qua per fare la diretta, la vista che va un po' indietro, quindi faccio fatica a leggere quelle scritte, però insomma vedo che si sono aggiunte anche altre persone, benissimo. Allora, andiamo a rispondere con ordine. Mi raccomando, una cosa a cui tengo tantissimo, amici miei, che se ponete la domanda restate collegati in attesa della risposta, perché chiaramente quando poi vi chiamo, vedere che in realtà perdo quel tempo, non ci siete, mi dispiace anche per il tempo che ho da dedicare alla diretta, non è sempre possibile riuscire a farla, purtroppo ultimamente non so più da che lato girarmi, quindi cercate di cogliere tutte queste chance. Mi raccomando, datemi subito conferma di esserci. Allora, se non ricevo questa conferma, passo alla domanda successiva. Qui c'è la domanda di Sole Viola, che poi si chiama Valentina. Valentina, mi dici se ci sei, mi dai conferma della presenza, così procedo a risponderti. Ok, Sole Viola c'è, vediamo un pochettino. Quindi Valentina, 14 aprile 86, per favore potrei sapere come andrà l'amore? Attualmente sono single, grazie mille se risponderai, ma certo, eccomi qua. Allora, vediamo un po' per Valentina, sposto un attimo il mouse così mi faccio un po' di spazio. Vediamo per Valentina come andrà l'amore, adesso è single, quindi ovviamente se è single vediamo se c'è un incontro interessante all'orizzonte e che cosa ti puoi aspettare. Allora, ma il taglio parla di momenti comunque molto piacevoli, anche con probabilmente persone che sono molto vicine o di una cerchia ristretta, e qui ci sono situazioni, potrebbe essere anche l'annuncio di un invito che ricevi, quindi comunque è un bel taglio, è un taglio positivo. Andiamo avanti, vediamo un po'. Allora, beh, un incontro ci sarà, ma andiamo per gradi, andiamo con ordine. Beh, intanto ti devo dire che la riga del passato sembra vederti in una situazione di stallo. Forse sei stata in qualche modo messa al palo o bloccata, perché qui c'è proprio una carta, la carta della prigione, come se una situazione si sia in qualche modo interrotta e forse o per incompatibilità di carattere o non meno probabile una rivalità, qualcuno che competeva con te per la stessa persona. Quindi diciamo che
ci sono state delle situazioni dove hai anche un po' sospettato quindi di un qualcosa del genere e, effettivamente, può essere che tu abbia dovuto usare delle cautele o che comunque questa persona non ti abbia fatto sentire completamente, a tuo agio, di poterti fidare. Quindi vedo comunque tutta una serie di resistenze, magari semplicemente anche una serie di scelte sbagliate, anche sempre per questioni di orgoglio o per, punti di vista, ma c'è stato comunque un qualche incontro, solo che adesso è, come se la riga del presente parlasse di un peso che continui a trascinarti, di una situazione che probabilmente ancora oggi ti manca. C'è qualche situazione, forse sei tornata a essere un po' nostalgica o gli incontri che hai fatto, anche se piacevoli, comunque ti riecheggiano il passato, quindi ci sono delle cose che ti trascini ancora dietro, qualcosa che non sei riuscita ad abbandonare del tutto. È un passaggio, un momento, anche se ritengo che una persona, un'amicizia, una persona a te vicina effettivamente, ti sostenga. Quindi c'è la figura di una donna, potrebbe già avere figli questa persona, ma potrebbe essere una sorella, un'amica già sposata, quindi qualcuno che comunque in questo momento si prende cura di te, quindi non sei proprio abbandonata a te stessa. Nel prossimo periodo ci saranno tutta una serie di, situazioni ambigue, non estremamente positive e che riguardano una cerchia di persone. Potrebbe essere una compagnia che frequenti, un gruppo, magari gli amici di sempre, però sembra che da queste persone o da questo gruppo arrivino delle, informazioni che non è che ti facciano proprio fare i salti di gioia e non è detto che siano, le informazioni che riceverai o le cose che verranno dette, che siano veramente, lo stato delle cose. Quindi occhio, perché si apre un periodo, dove devi stare un po' in guardia rispetto questa compagnia. Potrebbe anche essere che poi tu decida di non frequentarli più, perché in ogni caso ci saranno delle condizioni che secondo me ti faranno sentire un po', fuori posto o in una condizione di impotenza. Quindi io direi che è probabile che nel prossimo periodo, venga meno un qualcosa, si vada a chiudere un qualcosa. Però questo non significa che, sotto il profilo sentimentale non capiti nulla, solo che nell'immediato non c'è nulla di buono e questa situazione potrebbe comunque essere collegata a questa persona che ti è vicina, ma a sua volta avvicina delle persone meno positive, quindi potrebbe anche trattarsi di questo. Più avanti però, finalmente quindi si chiuderà questa situazione a cui, fanno menzione le sibille e si creerà un'altra situazione invece, guarda qua, consonante sorpresa, pensiero, allegrezza al cuore. Quindi più avanti, potrebbe trattarsi di 1 o 2 mesi o da un paio di mesi in avanti in poi, quindi ci vorrà del tempo, ma non tantissimo, si creeranno tutte situazioni molto interessanti dove o l'organizzazione di eventi oppure proprio la partecipazione ad alcune feste ti permetterà di entrare in contatto con delle persone. Quindi si tratta di momenti piacevoli, ma anche la possibilità quindi che da questi momenti piacevoli si fa un ragazzo più giovane di te. Quindi tu conoscerai un ragazzo più giovane di te che partirà in quarta, si dichiarerà, ti martellerà, nel senso non fisicamente con un martello, ma sarà molto audace e molto, come dire, ti farà proprio una corte serrata. Solo che da qui bisognerà un pochettino fare attenzione sulla affidabilità e sulla stabilità dell'interesse di questo ragazzo. Perché, c'è, questo ragazzo molto coinvolto, ma possibilmente ci sarà anche un'altra persona che può essere che sia un'amica, una conoscenza, ma non cioè maschile, di lunga data, quasi che tu vedi come un fratello. Quindi,
ci possono essere queste 2 figure, quindi o uno come un fratello o uno nuovo, in ogni caso più giovane, e questa persona ti corteggerà tantissimo, ma è l'attitudine che è un po' particolare, quindi bisognerà capire poi che sviluppi avrà, ma fino lì, oltre non si va, vediamo fino lì. Comunque ci sarà questo ragazzo. Sembra comunque che porterà delle situazioni interessanti. Allora, quindi ho risposto a Valentina, passiamo alla prossima domanda, vediamo un pochettino di nuovo una persona nuova a cui dare un responso. Prego, prego Valentina, grazie per aver ringraziato. Allora, ma questa persona mi sembra di non averla mai sentita. Fabrina, vediamo un pochettino. L'ho letto bene perché ormai ho dubbi anche sulla mia vista. Fabrina, sì, Fabrina. Allora, Fabrina, dimmi se ci sei, per favore. Allora, ricordo a tutte le persone, perché nel frattempo si sono collegate altri spettatori, quindi Fabrina ha risposto sì, arrivo subito da te, che non dovete fare domande generiche, mi dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro, quindi se scegliete l'argomento del lavoro per rispondere a raggio di sole, mi devi spiegare se vuoi sapere se troverai lavoro oppure se vuoi sapere se ci saranno avanzamenti di carriera, cioè devi entrare nel dettaglio della domanda, ok? E la stessa cosa Fabrina, più contatto con lui, e lui chi è? Mi hai messo una data, io ho bisogno del nome, va bene? E Fabrina ho bisogno anche della tua data, quindi scrivimi la tua data di nascita, il nome di lui, la data di nascita di lui ce l'ho. Mi raccomando, perché mi piace darvi una risposta, mi piace essere precisa e le scie energetiche sono importanti, quindi altrimenti, sai, tanto vale che leggiamo l'oroscopo su un giornale che parla del sole per tutti, per tutti quelli dello stesso segno e via. E allora si fa tanto per occupare uno spazio. Invece io ci tengo a darvi una risposta, mi raccomando, siate precisi nella domanda. Allora, Fabrina, forza, scrivimi i dati che mancano. Sì, ma raggio di sole, grazie, intanto è un miglioramento rispetto alle domande di prima, mi manca il tuo nome e la tua data di nascita, perché di sicuro non ti chiami raggio di sole. Allora, Fabrina, ce la fai? Benissimo, allora Fabrina, 23 febbraio del 68, ma lui non si chiama lui, si chiama lui? Dammi il nome di lui. 26 febbraio 72, ok, lui come si chiama Fabrina? Ok, raggio di sole mi ha messo il suo nome, Fabrina dai mettimi il nome di lui. Se non hai intenzione di mettermelo, scrivimelo, così almeno passo a un'altra domanda. Oh, Patrizio. Patrizia? Scusa che devo vedere. Patrizio, veramente metterò gli occhiali presto, lo farò, promesso. Va bene, allora, Fabrina e Patrizio. Vediamo, non ci sono più contatti con lui e vediamo che sviluppi ci sono e quali. Quindi tra Fabrina e Patrizio. Ma guarda, se sta arrivando una qualche occasione o una qualche circostanza che merita un contatto, è probabile che arrivino quindi delle notizie, delle novità. Potrebbe anche essere qualche notizia che riguardi un qualcosa per interposta persona, quindi non è detto che sia lui, però vediamo.
Allora Fabrina, qua ti devo chiedere alcune cose perché si vedono un po' tante figure intorno a lui. Ma lui è già impegnato? Cioè, è già sposato o separato, quello che è, anche se qua non mi parlano di ex mogli, mi parlano di una donna proprio, la donna maritata, quindi però andiamo con ordine. Intanto ci sono state accese discussioni, forse causate da cose che ha detto, che poi si è rimangiato, quindi da principi di incoerenza. Comunque in ogni caso ci sono i deliranti, quindi motivazioni non sempre chiare, interferenze anche di altre persone, situazioni che si sono un po' ingarbugliate e che vi hanno portato a discutere. Io qua c'è da capire se quello che ti ha portato a discutere è l'atteggiamento di lui, magari nei confronti di qualche altra persona, o se a seguito di tutte queste discussioni lui ti ha comunque proposto qualcosa. Ma quello che si vede in questo momento, o lui, o la discussione può essere che lui ha in ballo altro, qui c'è l'amante, qui c'è il ladro, qui c'è la donna maritata, vedovo e sospiri, insomma non è che proprio, non mi sembra una persona sola questo uomo, questo Patrizio, quindi c'è da capire un pochino quali sono le circostanze, ma qualcosa non mi torna. Di fatto c'è comunque un atteggiamento per cui anche se non ti sta scrivendo, è sull'attenti, sta controllando, ti controlla. Ed è possibile che anche tu stia di conseguenza cercando di spiarlo un po', di capire meglio se farà dei movimenti o qualcosa. E in effetti state facendo delle cose di nascosto tutti e due, quindi in questo momento non si vede però un'azione chiara. E poi c'è questo, donna maritata, vedovo sospiri, insomma, c'è di mezzo un'altra persona ed è una donna più giovane. Quindi io non lo so, per ora non vedo un riavvicinamento di quest'uomo. Invece, più avanti, mentre aspetterai delle notizie che lo riguardano, perché comunque magari non c'è un riavvicinamento, ma probabilmente parlerete ancora più avanti. Ma tu ti aspetti delle cose da lui, ma lui è molto indeciso, molto molto indeciso, ti farà ancora soffrire. Quindi non lo so, comunque sappi che a me non sembra proprio da solo quest'uomo qua, Fabrina. Non, non mi sembra un uomo solo che abbia delle intenzioni di costruire con te. Quindi mi dispiace, ma questo è quello che vedo adesso. Allora, vediamo un po' un'altra domanda. Scusate, mi avvicino, non voglio spaventarvi, voglio poter leggere i vostri commenti. Vediamo un po' se trovo qualche domanda da parte di qualcuno che ancora a cui non ho ancora dato risposta o a cui per la prima volta, insomma, potrò dare questa risposta. Mi raccomando, non usate nomi, cioè usate il vostro nome di battesimo, per me è importante. Allora, vediamo un pochettino. Oh, rispondiamo a un ragazzo, a un uomo. Allora, Francesco, 25 maggio dell'80, Roxana, 17 agosto 89. Se si innamorerà di me e tra quanto tempo? Allora, il tempo con le sibille non è certo materia semplice perché le sibille rispondono secondo quello che è un ordine di avvenimenti. Potrebbe capitare tutto molto rapidamente o tutto molto lentamente. Di fatto loro ci danno un po' l'idea dello sviluppo, una trama. Quindi non ti posso rispondere in termini di tempo con le sibille, ma se si innamorerà di te si vede, quantomeno nell'arco dei prossimi mesi. Quindi questo è un po' l'idea che possiamo farci. Quindi Francesco e Roxana, vediamo un po'. Nei confronti di Francesco il sentimento di Roxana nei prossimi tempi, quindi come evolve nei tuoi confronti. Allora,
Ma allora, sicuramente ci sono dei tormenti, delle attese, fa anche delle cose apposta per prendere le distanze, ma c'è anche un'ansia, una preoccupazione molto, molto forte nei confronti di un impegno. Quindi potrebbe anche essere che ci sia proprio una paura a stringere legami più saldi. Ma allora, sai, io la vedo che vede in te, riconosce in te una persona molto disponibile, presente, affettuosa, quindi lei ti riconosce le tue qualità. Questo non si cioè nella prima riga c'è che lei sa che tu provi delle cose, ma è questo tuo sentimento che in qualche modo ha determinato un cambiamento anche dentro di lei. Oggi però, ecco, lei va molto per gradi e comunque, la vedo come se sentisse di dover sfidare altre persone, come se non fosse l'unica, è in competizione. Quindi probabilmente a causa di questo senso di competizione tende a ripiegare su un atteggiamento amichevole, ma non è soltanto un'amica. Dalla sua prospettiva ci sono troppe carte che parlano di un sentimento in ogni caso. Quindi il fatto che lei dica, riconosca o sia in contatto con le sue emozioni o che cerchi anche di controllarle, non significa che non le provi. Quindi a volte magari indossa qualche maschera. È possibile che la carta della superbia, siccome è una carta che veramente offre tantissime sfumature e anche in base a quello a cui si accosta, può essere che lei lo faccia proprio come maschera, di fingersi amica, di volerti, far credere che, per lei c'è amicizia. Quindi potrebbe essere anche una cosa di protezione che lei fa per se stessa. È chiaro che ci sono comunque carte positive, quindi la domanda non è se si innamorerà, perché poi il coinvolgimento c'è già nel presente. La domanda è se sarà capace di dimostrartelo, che forse è un altro discorso, perché quello che si vede è che comunque tende proprio al controllo, tende comunque in ogni caso a, mhmm, manifestare freddezza. Cioè, considera questo Francesco, e lo dico anche a tutte le persone che stanno guardando la diretta. Ovviamente le carte possono rispondere a tantissime domande, ma la chiave di lettura è proprio nella domanda. Quindi noi non stiamo guardando cosa succederà, ma stiamo guardando il suo sentimento e gli sviluppi che ha. Quindi questo, che potrebbe essere certamente un uomo più grande, eccetera, potrebbe anche essere però il suo tentativo di restare distaccata. Quindi comunque nel prossimo periodo è possibile che lei, visto che si sente in competizione con qualcuna vicino a te, ti restituisca il gioco, quindi faccia in modo che tu sia geloso di un'altra persona e in particolare sfrutterà un uomo. Quindi da una parte c'è questo, dall'altra c'è che comunque lei cerca sempre di controllare il suo coinvolgimento, ma la vedo che di nuovo si riavvicina, ma teme, è come se avesse delle paure, la paura che magari un domani poi la lasci per un'altra persona, ha paura di perdere, vuole capire se anche tu soffri o se sei geloso di lei. Quindi secondo me c'è una serie di cose che vanno oltre solo l'innamoramento, sono paure, sono necessità o tentativi di controllare delle cose. Quindi per me queste paure, questi freni sono perché già sente qualcosa, ma non ha delle sicurezze. Qua vicino vede questa competizione e cosa fa? Te la restituisce. In ogni caso è una persona che, non sta bene. Non sta bene, non intendo sotto un profilo fisico, ma sotto un profilo proprio, di emozioni. Non sa cosa
non sa se può contare sulla tua presenza costante, non sa se te ne andrai, non sa nemmeno dove sarà lei fra qualche tempo. Quindi la vedo così, ma non che non provi nulla lei, la vedo che ha dei sentimenti e poi cerca di razionalizzarli o comunque di gestirli. Quindi il sentimento è già entrato, è già quello, è nei passaggi precedenti al momento attuale. Adesso c'è tutto la sua smania di controllarli e di in qualche modo di cercare di evitare di fare cose avventate, o anche proprio di vederti volare via. Cioè, quindi per me è piena di dubbi questa persona, ma ti ripeto che sono dubbi pragmatici, non a livello emotivo. Quindi potrebbe essere che quindi sai, sapete poi i sentimenti sono molto più complessi di quello che immaginiamo. L'emozione, l'amore non è solo sì, mi amano, non mi amano, ma soprattutto nei confronti delle persone proviamo sempre cose molto ingarbugliate, a volte bellissime, altre disperate, quindi ci sono un sacco di sfumature e le Sibille credo che le abbiano colte un po' tutte. Benissimo, cari amici, io non ho fatto comparire mai durante tutta questa diretta il mio numero di telefono, ma lo faccio adesso, quindi se desiderate un appuntamento in privato con me, scrivetemi tramite WhatsApp o Telegram o anche se non avete nessuno dei due servizi di messaggeria potete fare anche tramite i tradizionali SMS al 347 8702 622. Vi aspetto in privato se lo desiderate per prenotare il vostro colloquio. Io vi ringrazio per la partecipazione di questa sera, vi ricordo che se non si frappongono 1000 altre distrazioni o impegni, tornerò martedì alle 19 sempre su questi canali. Vi ringrazio tantissimo, buon proseguimento di serata e alla prossima settimana.